Bene, questa iniziativa è nata dall'idea del consigliere nazionale Luigi Roversi, che ha voluto fare una serie di incontri in giro per l'Italia, di cui questo è il raduno nazionale, e fra carrozze, fra appassionati di carrozze, con tiri singoli o pariglie, e abbiamo voluto portare un po' di turismo lento un po' in giro per l'Italia. Si è scelta questa zona perché è una zona, diciamo, molto ambita dai turisti, grazie appunto alla presenza di queste colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità, e abbiamo quindi deciso di fare da Valdobbiadene a Conegliano in 3 giorni con calma, visto anche la calura stagionale, questo viaggio in carrozza dove ci hanno avuto soste una decina di cantine. Siamo partiti da Valdobbiadene e siamo arrivati qua a Conegliano, dove abbiamo fatto anche la cantina della scuola enologica. Era la prima volta che facevate questa cosa e in quanti siete? Qui in questa zona in carrozza è la prima volta che facciamo. Siamo partiti con 9 equipaggi e purtroppo causa la calura abbiamo preferito fermare alcune per arrivare alla fine con 6 equipaggi all'arrivo a Castel di Conegliano. Diciamo che i cavalli che potevano non farcelo, che hanno più patito il caldo, abbiamo preferito fermarli e caricarli in camion. Più o meno la provenienza degli equipaggi qual è? Gli equipaggi, beh, qualcuno qua della zona, quindi Vicenza o Treviso, gli altri di fuori regione, dalla Toscana principalmente, dal Friuli, e adesso non ricordo esattamente le provenienze di tutti, comunque quelle sono le regioni. Avete in programma altre iniziative di questo tipo nel nostro territorio? Nel territorio al momento no, ma ne programmeremo sicuro, non a livello di questo circuito, possibilmente nei prossimi anni qualcosa ovviamente di un po' diverso, perché questa manifestazione ha patito un po' del clima stagionale. Forse se sceglieremo di fare ancora collina lo faremo magari in periodi un po' più freschi, perché gli animali un pochettino all'estivo. Abbiamo comunque messo al primo posto il benessere animale, per cui qualsiasi cavallo avesse anche solo un po' di fiatone è stato fermato.